La Scala dei Turchi ha un nuovo futuro, a deciderlo il proprietario che la affida a Mare Amico. Candidata a diventare patrimonio dell'umanità dall'UNESCO è una delle mete più apprezzate e visitate. La Scala dei Turchi a Realmonte, in provincia di Agrigento, l'imponente scogliera di Marna Bianca a picco sul mare, dalla prossima stagione sarà d'ingresso regolato, controllato ed a pagamento. Esenti dal ticket solo gli abitanti del comune di Realmonte. A gestirla sarà un cartello di associazioni ambientaliste no profit con in testa Mare Amico. Non poteva continuare in quel modo, non era possibile fruirla in quel modo in maniera disordinata. Noi contingenteremo le presenze, renderemo più sicuro il sito, più pulito il sito, infatti ci saranno degli accompagnatori, ci saranno delle persone che puliranno giornalmente il sito, non verrà più permesso che la gente si porti a casa pezzi di marna, che ci conficchi l'ombrellone dentro la marna. Insomma, ci sarà tutto un controllo. Ovviamente a fronte di questo vi sarà fatto un pagamento, un piccolo pagamento. Noi pensiamo che bastino 3 euro. Ci sarà anche un ritorno a livello di posti di lavoro. Certamente, certamente, ci saranno delle persone che dovranno sbigliettare, dovranno pulire, dovranno guardare il sito, quindi fare da guida turistica, ci dovrà nascere un sito web, la valorizzazione e la presentazione di questo sito in tutto il mondo. Come è possibile? Si può fare perché la Scala dei Turchi, come è balzato alla cronaca 3 anni fa, è di proprietà di un privato, Ferdinando Sciabarrà. Il proprietario, che è il dottore Ferdinando Sciabarrà, ha sottoscritto un contratto di gestione per 10 anni che evidentemente potrà essere rinnovato per un periodo di uguale durata. Adesso il privato la affida a Mare Amico, che sgraviera l'amministrazione da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni, dalla pulizia e dal controllo dello stato dei luoghi. Di contro l'amministrazione potrebbe avere un ritorno economico derivante dallo sbigliettamento nel caso in cui entro 45 giorni accetti la proposta del proprietario della Scala dei Turchi, che con un atto pubblico suggerisce una gestione condivisa. Grazie all'apertura del dottore Sciabarrà si dà l'opportunità al comune di Realmonte, entro il termine che lei ha ricordato di 45 giorni, di poter esercitare questa opzione e quindi entrare a far parte di questo bellissimo cartello. Nel caso in cui il comune o la regione voglia intervenire sul sito, voglia tra virgolette comprarlo, il dottore Sciabarrà ne sarebbe favorevole oppure no? Ma il dottore Sciabarrà è il proprietario e può esercitare i propri diritti che sono costituzionalmente garantiti. Più che comprarlo io parlerei di una procedura di esproprio, qualora ne esistano i presupposti e l'indennità sia commensurata al valore reale del bene. E siccome gli incontri che abbiamo avuto col signor sindaco di Realmonte, con i suoi assessori, mi fanno capire la loro intelligenza, la loro politica con la P maiuscolo, io sono sicuro che accetteranno l'atto e vorranno far partecipare i cittadini di Realmonte ai benefici che la Scala dei Turchi può loro attribuire. Proprio ieri è stato notificato l'atto al signor sindaco e sono sicuro che la prossima conferenza stampa vedrà qua il signor sindaco che darà la lieta notizia ai cittadini del Realmonte.